Ciao, sono Ilaria Montis, archeologa e creatrice di Sardegna Sacra e in questo video ti voglio parlare dell'edizione primavera 2024 del viaggio nell'anima nascosta della Sardegna. Infatti abbiamo appena aperto le iscrizioni per le edizioni di marzo, aprile e maggio. Ma che cos'è il viaggio nell'anima nascosta della Sardegna? Partiamo dal nome. Anima nascosta indica quel volto, anzi quei volti più autentici, più intimi della Sardegna che non si rivelano ai viaggiatori distratti e sicuramente non a quelli che vengono in Sardegna attratti soltanto dal mare o dall'immagine stereotipata con cui la Sardegna è stata per tanti anni comunicata all'esterno. Anima nascosta indica quindi una dimensione più intima per conoscere e comprendere la quale è necessario una volontà di entrare veramente in contatto con questa terra, di ascoltarla, di conoscerne la storia, di conoscerne gli abitanti, le persone che tutt'oggi hanno scelto di continuare a vivere e lavorare in Sardegna, a preservarne la natura e a far conoscere e condividere quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra eredità storica e culturale. Ecco, quindi questo viaggio si propone di incontrare questa dimensione della Sardegna attraverso un percorso di 7 giorni, un percorso full immersion intensivo di approfondimento sulla storia e archeologia più antica della Sardegna, ovvero in particolare sulla preistoria e sulla protostoria della Sardegna che andremo a conoscere attraverso un itinerario nei siti archeologici per lo più, ma non solo siti archeologici, visiteremo anche grotte, anche musei e anche luoghi naturali di diverso tipo. Il nostro viaggio, da un altro punto di vista, è anche un viaggio nel sacro, ovvero nel nostro viaggio ci sarà un focus su tutto quello che è la spiritualità antica e le sue manifestazioni religiose, cerimoniali e rituali, così come le possiamo ricostruire proprio grazie alla ricerca archeologica, in particolare degli ultimi decenni. Ma perché ci dovrebbe interessare oggi andare a approfondire quelle che sono le manifestazioni religiose delle civiltà antiche? Io penso che l'essere umano, da quando esiste, si sia sempre interrogato sulle grandi domande esistenziali che tutt'oggi ci poniamo e a cui nei millenni le religioni hanno cercato di dare una risposta che chiaramente è condizionata dai tempi, dai fattori politici, economici e sociali che caratterizzano le diverse epoche. Tuttavia, in tutte le tradizioni religiose e spirituali c'è, se andiamo a sfrondare quelli che sono appunto gli aspetti più storici legati alla situazione contingente di quel determinato periodo, epoca e sistema economico e così via, credo che se andiamo a sfrondare questi aspetti ritroviamo comunque un nocciolo di saggezza in tutte le tradizioni antiche, ma anche contemporanee, e che è quello che poi ci permette di confrontare tutte le diverse filosofie e dottrine religiose e di estrarne quella saggezza che ancora oggi ci può in qualche modo ispirare e arricchire. A chi si rivolge questo viaggio? Bene,
avrete capito che non è un viaggio per tutti, ma si rivolge in primo luogo alle persone che hanno una forte motivazione per questo tipo di ricerca anche interiore e che quindi vogliono utilizzare la forma del viaggio proprio per approfondire anche la conoscenza di se stessi e per arricchire il proprio percorso personale e di crescita. Quindi si rivolge a tutte quelle persone che hanno voglia di in qualche modo lasciarsi prendere per mano e lasciarsi guidare in questo percorso con fiducia e che sono disposte a fare un'esperienza di gruppo fortemente trasformativa, dove è importantissima la compattezza e la solidarietà dei partecipanti che si viene a creare giorno dopo giorno, rafforzandosi sempre di più. Un'altra domanda che mi rivolgono spesso è: quanto si cammina, è faticoso, è impegnativo, io non sono allenato, eccetera. Cancellate tutto, questo viaggio non è un trekking, abbiamo altre proposte per questo tipo di esperienza. Chiaramente siamo quasi sempre, quasi tutta la giornata in mezzo alla natura, ma lo dico sempre, se stessimo tutta la giornata a camminare non avremmo proprio il tempo fisico, materiale di approfondire le tematiche così come ve le ho presentate. Ok, ci vuole il giusto tempo e quindi abbiamo creato questa proposta apposta. Chiaramente si fanno delle passeggiate perché non in tutti i siti si può arrivare proprio davanti con la macchina, ma vi dico già, la passeggiata più lunga sono 20 minuti, quindi sicuramente sono delle camminate, anzi anche molto gradevoli, perché se stessimo tutto il giorno fermi poi sarebbe un altro tipo di problema. Passeggiate gradevoli e adatte a tutti, o almeno a tutte le persone che non abbiano problemi fisici gravi. Per cui qualsiasi problema possiate avere o ritenere di avere, parlatene con noi e vi sapremo dire se il viaggio è adatto a voi o meno. Passiamo adesso all'itinerario. Allora, vi anticipo che l'itinerario dettagliato lo trovate giorno per giorno nella brochure che potete scaricare compilando il form, il link lo trovate qua sotto. Ma veniamo all'itinerario della primavera 2024. Noi già da diversi anni abbiamo deciso di cambiare l'itinerario a ogni stagione. Questo perché la Sardegna ha veramente migliaia di siti archeologici bellissimi, interessantissimi e tante regioni con una varietà paesaggistica e naturale notevole, per cui in una settimana è impossibile conoscere tutta la Sardegna, per cui abbiamo deciso di cambiare a ogni stagione. Nella primavera 2024 partiremo come al solito da Cagliari, attraverseremo il Sarcidano e la Barbagia di Seulo per poi passare alcuni giorni ai piedi del Gennargentu tra Ogliastra e Barbagia e poi risalire attraverso la Barbagia, dove termineremo il nostro viaggio. In questo itinerario ci sarà un maggior focus rispetto ad altri che abbiamo proposto sulla civiltà nuragica, quindi questa grande civiltà che ha caratterizzato la Sardegna nell'età del bronzo e fino all'età del ferro inoltrata. Quindi parleremo di nuraghi, ma non solo, perché la civiltà nuragica non è solo rappresentata dai nuraghi, che sono il monumento simbolo di questa civiltà, ma come vedremo soprattutto nelle epoche più tarde abbiamo una grande varietà di santuari e aree sacre, templi di diverso tipo. Quindi in questo tour ci sarà
un particolare focus proprio su questo tipo di santuari. Bene, vi ho detto quasi tutto. L'ultima cosa che vi voglio dire è che stiamo facendo una promozione per Natale, quindi per tutti coloro che si iscriveranno entro il 31 dicembre 2023, solo per le edizioni di marzo e aprile ci sarà un ulteriore sconto. Per scoprire i dettagli contattaci. Siamo sempre a tua disposizione per darti tutte le informazioni. Ti consiglio prima di iscriverti alla nostra mailing list e di scaricare il programma dettagliato in PDF, dopodiché sarai contattato oppure contattata da noi direttamente, oppure puoi anche chiamarci tu. I nostri recapiti li trovi sia nelle mail che riceverai che nel nostro sito o nei nostri canali social. Se vuoi puoi parlare anche direttamente con me. Quindi ti aspetto e spero di vederti in viaggio. Ciao!